Buonasera, buonasera gentile pubblico, appassionati di hockey e buona domenica a tutti voi. Siamo in diretta canale YouTube Fisher TV qui dal Pala Ferrarin di Breganze, pronti a trasmettere gara 10 del campionato nazionale Serie 2 Girone A, che vede la squadra di casa, il Hockey Breganze, sfidato dall'Hockey Seregno. Quindi siamo in attesa che entrino gli atleti in campo. Intanto abbiamo il tempo giusto per presentare la gara. Come abbiamo detto, gara 10, i direttori di gara sono addirittura già in campo. Il signor Luca Lossi, che arbitrerà proprio la partita, coadiuvato da Alessandro Canonico al tavolo per dare il supporto tecnico all'impegno di questa partita. Allora, vediamo già in fondo sulla nostra sinistra la squadra di casa pronta a entrare in campo, entrare nella pista, nel parquet scintillante, come abbiamo già detto varie volte, dove sarà di scena assieme all'Hockey Seregno per dare vita a questa partita, ultima gara della giornata 10 di campionato, ultima gara. Le altre sono state disputate tutte ieri sera, quindi per concludere la giornata dobbiamo attendere appunto Breganze contro Seregno. È tutto pronto, stanno per entrare in pista i giocatori e poi daremo il via. Ecco, vedete i giocatori scortati dalle giovani leve qui di casa Breganze, fanno il loro ingresso. Bellissima questa scena, il futuro che si trasmetterà, il futuro dell'Hockey Breganze, questi ragazzini che vengono a sostenere i propri beniamini. E un applauso qui scrosciante dalle tribune, dagli spalti. Vedete il tifo anche dei giovani atleti verso i loro beniamini, che fra pochissimo si eserciteranno in pista. Sta entrando anche l'Hockey Seregno, eccoli pronti, sempre scortati da il gruppo giovanile dell'Hockey Breganze. Vedete altri 10 mini atleti che accompagnano i biancoverdi del Seregno, e quindi già tutto pronto, già tutto in campo. Non possiamo altro che trasmettervi i nomi delle due formazioni che adesso vediamo comparire sullo schermo, che animeranno la gara. Allora, il Seregno Hockey 2012 scende in pista con Chirino Mattias, numero 44, poi c'è Mauro Fiazza, numero 3, Pasquale Enea, numero 2, Tessarolo Riccardo, numero 7, Luca Tremolada, 17, Marco Tremolada, 33, poi abbiamo Vaghi Luca, 30, Filippo Dimone, numero 20, e Reggio Leonardo, numero 12, allenatore il signor Geroni Luca. Questa formazione dell'Hockey Seregno 2012. Il Hockey Breganze Veneta Lab scende in pista con il numero 1 Todeschini Marco, all'8 Filippo Montini, numero 28 Tommaso Battaglin, numero 87 Tommaso Volpe, numero 5 Pietro Agostini, al 14 Posito Facundo, al 53 Dal Santo Stefano, 88 Cristian Costenaro, numero 27 Giovanni Tagliapietra, numero 25 Giuseppe Tagliapietra, l'allenatore mister Gabriele Tiella. Ecco, queste le due formazioni. Non appena lo speaker di casa citerà tutti i giocatori presenti in pista in questo momento, si darà il via alla kermesse e poi potremo vedere come i due mister hanno deciso di fare scendere in campo i 5 partenti ad inizio gara. Quindi anche il Seregno è qui a Breganze a sfidare la capolista su questa pista molto difficile, dove pochi hanno trovato spazio, pochissimi in questa parte di campionato.
Ecco, siamo proprio alle fasi finali della presentazione dello speaker. Non resta altro che dirvi che il commento affidato a Modesto per la regia di Marian Munteanu, che ha già predisposto tutta la console qui per dare non solo spazio alle riprese ma anche ai replay che trasmetteremo, e quindi tutto è pronto. Come abbiamo detto, adesso vediamo, le palline sono già state selezionate. Il campo, neanche a dirlo, alla vostra sinistra ci sarà la squadra del Breganze rossoneri, mentre alla vostra destra biancoverdi del Hockey Seregno 2012. Vediamo già la formazione che si sta delineando, il quintetto di partenza. Vediamo un attimo invece per il Seregno le ultime disposizioni del signor Giaroni, che tiene tutti in campo, dopodiché vedremo quale sarà la partenza, il quintetto di partenza di questa sera. Ancora qualche attimo di attesa, vedremo anche chi muoverà palla per primo, non lo sappiamo ancora. Allora, benissimo, allora vediamo, partenza del Hockey Seregno. Allora, in porta Reggio Leonardo, poi abbiamo col numero 2 Pasquale Enea, col numero 3 Mauro Fiazza, col numero 44 Mattias Chirino e col numero 7 Riccardo Tessarolo. Questa è la formazione di partenza del Hockey Seregno, che muove palla per primo. Il Breganze vede Giuseppe Tagliapietra in porta, poi abbiamo Facundo Posito, abbiamo Pietro Agostini, abbiamo Cristian Costenaro e abbiamo Giovanni Tagliapietra. Questo i 4 esterni, con il portiere, come abbiamo detto, Giuseppe Tagliapietra. Incappa subito Fiazza nel tempo troppo lungo per liberare la propria metà pista, quindi palla subito al Breganze, che vediamo nei primi scambi iniziali. Adesso chiude Chirino, Mattias sul tiro di Pietro Agostini, vedete che sta un pochino assorbendo il colpo, una colossale bordata. Si chiude la difesa del Seregno, Fiazza che viene in avanti, anche lui tiro rasoterra, però molto fiacco, evidentemente non ha colpito bene. Rilancia il Breganze subito con Posito, vedete già schierato il Seregno. Questo è un marchio di fabbrica della formazione, tutti pronti per chiudersi in difesa, non dare spazio all'attacco della squadra avversaria, più che altro a mettere in difficoltà, a innervosire gli avversari quando si trovano davanti subito i 4, il quadrilatero da superare, già schierato, pronto a chiudersi e a non dare spazio all'attacco. Adesso Mattias Chirino, tiro deviato, va molto alto, l'arbitro dice che si può continuare, fa ampi gesti per continuare, quindi è Agostini in possesso di sfera, scarica su Giovanni, ancora Agostini, e Giovanni Tagliapietra gli aveva ritornato un passaggio veramente quasi perfetto, non se n'è avveduto il giocatore. Ancora Posito per Giovanni Tagliapietra, chiude Tessarolo, rilancia per il Seregno. Fiazza disturbato dalla difesa rossonera, perde la pallina con un passaggio molto alto, riparte il Breganze. Pietro Agostini per Posito, non raccoglie, deve reimpostare la squadra di casa. Cristian Costenaro, tiro violento, risponde da par suo Leonardo Reggio,
ben piazzato, molto attento, preciso, concentrato, non si è fatto attendere nella risposta dopo un tiro ben assestato. Siamo sicuramente nelle fasi iniziali dell'incontro, certamente, e quindi dobbiamo solo al terzo minuto dobbiamo considerare che nonostante il riscaldamento, proprio per arrivare a caricare i muscoli in maniera perfetta ci vuole un attimino di rodaggio. Adesso Posito, tiro di Posito, Reggio riesce a rispondere in due fasi allontanando anche la pallina, poi la difesa si salva qui dal tiro proprio scagliato all'ultimo momento dal 14 rossonero. Adesso cerca di risalire il Seregno, piazza per Chirino, tentativo di deviazione, ha deviato però mi sembra Agostini, quindi palla ai biancoverdi. È Chirino che tocca per Tessarolo, scarica su, non raccoglie l'attaccante, riparte il Breganze con Cristian Costenaro che in un attimo ha fatto coast to coast, va al tiro con una mano, viene abbattuto da Fiazza, il che è tutto dire perché la differenza fisica è notevole. Chirino per 3, Tessarolo, Fiazza raccoglie e imposta con Enea Pasquale. È ben chiusa, ben piazzata la difesa del Breganze, per il momento non dà tante possibilità all'inventiva dei biancoverdi. Adesso Posito che raccoglie, scarica all'indietro per Agostini, attaccato da Pasquale Enea, cade al suolo, non interviene il signor Luca Lossi. Da Giovanni Tagliapietra, tiro, la pallina rimane sotto il gambale, fra gambale e gamba di Leonardo Reggio, quindi sarà contesa a 2. Chirino, Giovanni Tagliapietra, tocca per Posito, scarica per Cristian Costenaro, deviazione di Tagliapietra che però va a finire quasi sul soffitto. È ottima l'intesa dei due, però non il tocco finale. Adesso Chirino, azione un po' individuale, coglie la rete esterna della porta del Breganze, difesa da Giuseppe Tagliapietra. Già in attacco il Breganze, Cristian Costenaro attaccato da due giocatori. Alla fine vediamo, riesce a conservare palla, gli dà fallo però il signor Lossi, quindi palla al Seregno, tiro violento di Fiazza, per fortuna della squadra di casa non inquadra la porta, di poco ma fuori, rilancia il Seregno. Chirino per Tessarolo non si fida di andare avanti, ripiega a centropista con Pasquale Enea, chiuso da Agostini. Nei doppi scontri alla meglio il Seregno, e quindi è Tessarolo dietro alla porta, tenta di alzare, scarica su Tagliapietra, continua ad insistere, gli dà spazio un pochino troppo. La difesa del Breganze non è reattiva sull'incursione di Tessarolo, che era riuscito a tirare molto vicino al portiere, quindi a non superarlo, però l'iniziativa insistente molto buona del giocatore biancoverde.
tiro di Tessarolo, di Costenaro, scusate, però c'è un 2 contro 1, adesso Pasquale Enea tentava di servire Fiazza, ma c'è il corpo di Cristian Costenaro a ribadire che è un po' difficile superare The Wall. Tessarolo per Pasquale Enea, capisce tutto. Facundo Posito viene in avanti, va al tiro, para Reggio, schiaccia giù Pietro Agostini con un bel gesto al volo, colpendo la pallina alta certamente, ma colpo di baseball sicuramente pregevole. Aveva schiacciato addosso a Reggio, che comunque si era difeso molto bene. Chirino adesso in avanti da solo, Chirino tira, para, taglia pietra, passaggio per Posito che non raccoglie. Allora Tessarolo che viene in avanti, Tessarolo tocca per Pasquale Enea che raccoglie con un attimo di ritardo, pallina un po' troppo allungata, non precisa sulla stecca. Fiazza si libera, fallo adesso, primo fallo, no, secondo se non vado errato, secondo fallo di squadra del Breganze, che stende a terra il giocatore biancoverde. Pasquale Enea per Tessarolo, Chirino gli ritorna pallina, allora scende sulla sinistra Tessarolo, trova Fiazza libero da centropista, tiro in diagonale, raccoglie Tessarolo, alla fine scarica su Tagliapietra che para senza problemi, piazzato sul chiudere il primo palo. Ancora adesso il Breganze in avanti, partita, tira Agostini, si chiude però la difesa, c'è Fiazza che passa a Pasquale Enea, passaggio nuovamente per Tessarolo. Non c'è uno sbocco nel gioco né di una squadra né dell'altra, quindi si stanno un attimino innervosendo i giocatori. Ci vuole calma e sangue freddo per questa partita, sicuramente si devono sbloccare. Enea, passaggio, tiro, passaggio, chiude Giuseppe Tagliapietra, si avventa Cristian Costenaro, ma il primo è Tessarolo chiuso da Pietro Agostini. Tanto vediamo sulla panchina del Breganze, già pronto ad entrare il 53 Stefano Dal Santo, vediamo quando deciderà. Adesso Cristian Costenaro va a liberarsi, chiude Pasquale Enea con la stecca, non dà spazio. Posito per Dal Santo che è entrato proprio in questo momento, passaggio a Giovanni Tagliapietra, azione, tiro violento, ribatte Reggio, pallina che tocca il soffitto, quindi palla a 2 a centro, proprio centropista. Tanto entra con il numero 87 anche Tommaso Volpe. Evidentemente ci sono dei cambi, la panchina del Breganze è sicuramente lunga, possibilità di dare spazio a parecchi giocatori, far rifiatare e mantenere quel ritmo che serve per piegare le resistenze del hockey Seregno. Adesso Fiazza chiuso da 2 giocatori, riparte il Breganze 3 contro 1, Giovanni Tagliapietra serve a Posito un palloncino proprio davanti alla porta che non viene raccolto, non viene toccato, non viene indirizzato a rete verso Reggio. Ancora possesso del Breganze, Volpe chiude molto bene Enea, chiude molto bene, va al tiro, esecuzione micidiale, fuori di pochissimo sul montante. Adesso Stefano Dal Santo chiude Chirino, ancora si libera del 53 del rossonero e riparte con Fiazza che tenta il passaggio, mantiene la pallina
però con Tommaso Volpe deve capitolare. Riparte il Breganze, Giovanni Tagliapietra per Posito, lo schema non viene. Si lamentano i giocatori del Breganze. Intanto Fiazza da solo tentava di involarsi. Intanto il signor Lossi dà un giallo a Stefano Dal Santo per proteste, immagino, perché ci sono state 2 o 3 cadute che non abbiamo ben capito. Anche il mister di casa Tiella si è un po' spazientito. Il signor Lossi dà fallo ai giocatori, pallina ai biancoverdi, giallo per il numero 53 Stefano Dal Santo. Palla in attacco, 13:58 al termine del primo tempo, risultato bloccato sullo 0-0. Chirino sulla pallina, muove per Pasquale Enea che dà alla volta di Tessarolo, chiuso però da Dal Santo che non gli concede il minimo spazio. Tessarolo deve scaricare su Chirino, poi Fiazza all'indietro per Enea, si fa un po' pesante la pressione del Breganze, chiude adesso Dal Santo, intercetta al volo una pallina da Giovanni Tagliapietra che si libera di Chirino, non riesce ad andare al tiro, anzi gli ruba il 44 biancoverde, gli ruba palla, si scaglia in avanti, tiro chiuso da Dal Santo, partenza fulminea del Breganze, tiro di Dal Santo, para Reggio, un po' scomposta la difesa del Seregno. Vediamo altro cambio, esce Giovanni Tagliapietra, entra Tommaso Battaglin per il Breganze. Il Seregno non effettua cambi. Vediamo se il numero 28 rossonero darà quel input in più. Tiro di Posito, pallina, deviazione altissima, cade sulla rete dietro la porta. Time out chiamato da mister Giaroni e vediamo se ci saranno cambi. Per il momento non li vediamo, il Breganze ha già provveduto a cambiare, ha fatto entrare il numero 28 Tommaso Battaglin. Ecco invece anche il Seregno fa entrare il numero 17 Luca Tremolada, il capitano dell'Hockey Seregno 2012. Termina in questo momento il time out. Vedete che i portieri si accingono a raggiungere le proprie postazioni. Palla 2, angolo basso se non vado errato. Fischio alla meglio Chirino, viene in avanti, chiuso da 2-3 giocatori, riesce a alzare la pallina. Giuseppe Tagliapietra respinge e arriva sulla stecca di Posito, che però ha già 4 persone biancoverdi schierate. Come abbiamo detto, la ricomposizione della difesa è fulminea da parte del Seregno. Quindi difficile da superare. Tiro adesso di Volpe su passaggio di Posito
un po' fuori dalla porta di Reggio. Tremolada per Pasquale Enea, tocca per Fiazza che dirige la pallina verso la porta in maniera subitanea. Fortuna che non inquadra la gabbia, altrimenti sarebbe stato molto difficile respingere il tiro, tanta era la vicinanza, circa 1 metro. Battaglin per Posito, non colpisce bene, la pallina si ferma davanti a Reggio, allora dall'indietro Stefano Dal Santo. Ancora Posito alza, e però attenzione, fallo di Enea che aveva alzato la stecca. Vediamo se riusciamo a visionare col monitor di servizio. Si protesta del giocatore, il numero 2. L'arbitro non ha il minimo tentennamento. No, non riusciamo a ricollocare la scena, forse adesso. Sta di fatto che il rigore è affidato a Stefano Dal Santo. Sì, nel cercare di colpire la pallina ha alzato molto la stecca il numero 2 Pasquale Enea, e l'arbitro ha visto, quindi fallo in area, rigore, niente da eccepire. Dal Santo al tiro, botta sul montante destro della porta, occasione sfumata da parte del Breganze, tiro ben assestato, attenzione Fiazza, tiro, chiude, Tagliapietra, ancora insiste Tremolada, Luca Tremolada, riparte il Breganze, Tommaso Volpe non riesce a tenere la pallina sulla stecca, non riesce neanche Luca Tremolada, la pallina arriva a Dal Santo che imposta per Tommaso Battaglin. Difficile questa partita, l'avevamo già detto, la difesa micidiale del Seregno impostata dal signor Giaroni si ricompone in un attimo, tiro fortissimo di Dal Santo, Reggio riesce a parare, rilancia l'azione biancoverde, Chirino per Fiazza, tocco per Tremolada gli ritorna pallina, ancora nella ribattuta, insiste 2 volte, para Giuseppe Tagliapietra, alle corde il Breganze, attenzione, altro tiro da metà pista di Pasquale Enea, deve ragionare la squadra di casa perché abbiamo superato il primo quarto di gioco della partita. Siamo agli ultimi 10 minuti, però stava un attimino capitolando sull'incursione del Seregno. Tiro adesso di Fiazza, intanto cade al suolo Pasquale Enea. C'è Facundo Posito che gli sta intimando qualcosa, giustamente si frappone il signor arbitro. Discussioni fra i giocatori non servono altro che acuire il nervosismo. Li richiama il signor Lossi, giustamente richiama la calma, la serenità, lo spirito sportivo della gara, ma non mi sembra che possa sortire effetto vedendo le facce dei 2 giocatori. Sta di fatto che dopo il tiro del rigore ha imposto una serie di tiri il Seregno in attacco, il Breganze è riuscito comunque a respingere l'iniziativa ripetuta. Ancora chiude Reggio a Pasquale Enea da solo, non supera Tommaso Volpe,
Posito per Dal Santo per Volpe, tiro, palo clamoroso, tiro subitaneo al volo dopo il passaggio di Dal Santo, posizione defilata di Tommaso Volpe, ha fatto partire una saetta, è andata a schiantarsi sul montante, disdetta per il Breganze, l'azione era stata perfetta. Attenzione Fiazza adesso, Fiazza chiude Giuseppe Tagliapietra, rilancia il Breganze, non c'è tempo da perdere, ancora Dal Santo per Volpe, replica di quella di prima, mantiene il possesso il Breganze, scarica all'indietro per Posito che tentava di uscire dal parterre, ma tiro adesso di Dal Santo, para Reggio, tiro sì violento ma centrale. Si sta animando tantissimo la partita, due squadre si sono certamente scaldate, tiro di Luca Tremolada, risposta immediata di Giuseppe Tagliapietra. Possiamo dire che si sono molto scaldate, stanno giocando a pieno ritmo senza dare spazio ad ripensamenti. Time out chiamato da mister Tiella. Enea, Fiazza, Chirino e Tremolada Luca per il Hockey Seregno 2012. Per il quartetto esterno, diciamo, rientra Agostini, Battaglin, Dal Santo e Volpe per il Breganze Veneta Lab. 8:17 al termine del primo tempo, risultato bloccato sullo 0-0. Muove pallina il Seregno, Fiazza per Luca Tremolada, ancora gli ritorna la pallina a Fiazza, poi Chirino fa muovere molto la pallina, Fiazza attaccato da Pietro Agostini, riesce a mantenere il possesso. Fallo addebitato all'Hockey Breganze. Enea pronto a muovere palla, Fiazza Luca Tremolada, Pasquale Enea per Fiazza, non c'ha lo spazio per il tiro, deve ripiegare, tocco per Chirino, tiro di Chirino molto pericoloso. Arriva a Giuseppe Tagliapietra che riesce a ribattere, adesso Fiazza non passa il filtrante per Luca Tremolada, deve ricostruire il Seregno, affida a Chirino, no, si ferma ancora, qualche ripensamento, qualche passaggio, adesso Luca Tremolada, però commette fallo Pasquale Enea. Si dispera della decisione del signor Lossi. Tocco di Volpe per Agostini, Agostini attaccato da due giocatori, soprattutto Pasquale Enea, scivola a terra, tiro di Enea, asta, traversa micidiale, la pallina batte al suolo e ritorna fuori, una stangata micidiale di Pasquale Enea. Butta fuori Giuseppe Tagliapietra. Allora è il Seregno che tira con Luca Tremolada, ribatte la difesa del Breganze, Pietro Agostini per Tommaso Volpe, tiro di Volpe
un po' troppo tempo a far partire la saetta, riesce Reggio a chiudere precisamente sul palo, sul primo palo, il palo di sinistra, chiude in maniera impeccabile. Quell'attimo in più ha concesso proprio il posizionamento perfettamente corretto dell'estremo difensore del Seregno. Seregno che ribatte, tiro da lontanissimo, riesce, taglia pietra, la pallina rimane a Chirino che va al tiro, recupera anche palla il Seregno, un po' disordinata un po' l'impostazione del gioco da parte del Breganze, adesso affidata a Stefano Dal Santo che cercherà di mettere ordine. Agostini dietro porta, Tommaso Battaglin cerca di dargli spazio, adesso è Volpe, tiro ribattuto, non vede la deviazione, palla al Seregno, tiro di Tremolada, respinge Battaglin, allora Dal Santo da Battaglin, frana in porta, va addosso al portiere che viene, lo ribalta dentro la porta. Occasionissima, mancava proprio l'ultimo passaggio di Battaglin per... Sì, c'è stata anche una spinta, abbiamo rivisto al monitor di servizio una spinta di un bianco-verde, certamente sta di fatto che l'azione non si è conclusa nel migliore dei modi e adesso è il Seregno, partita molto accesa, Chirino per Pasquale Enea, che fa partire una staffilata colossale, non c'entra la porta, adesso ci pensa Cristian Costenaro, tranciato da Piazza e questa volta interviene Luca Lossi, ha sgambettato, per così dire, il numero 88 del Breganze, Cristian Costenaro, quindi blu a 4,52 al termine del primo tempo e tiro diretto per il Breganze affidato al 14 Facundo Posito. Vediamo, muove palla davanti al portiere Posito, riesce all'ultimo, dopo che Reggio si era steso sulla sinistra, riesce l'ultimo tocco e va a rete, sblocca così il risultato della partita 1-0 per l'Hockey Breganze Veneta Lab. 4,52 al termine del primo tempo, punizione di prima sfruttata al meglio, è andato davanti, ha cominciato a palleggiare a destra e a sinistra, quando ha visto steso sulla sinistra il portiere Reggio l'ha infilato sulla destra, impeccabile l'esecuzione del numero 14 rossonero. Adesso vediamo come sarà la reazione veemente del Seregno. Adesso ci sono entrambi i Tremolada in campo, Luca e Marco, Pasquale Enea e Chirino. Vediamo, recupera palla Agostini, tocco per Giovanni Tagliapietra, adesso c'è un turbinio di cambi dalla panchina, dare spazio, sicuramente recupero di Agostini, però giustamente stecca alta per superare il giocatore, da quest'anno viene fischiata in maniera continua da parte dei direttori di gara, quindi Chirino cerca di trovare spazio, non lo trova e allora si affida a Luca Tremolada.
Pasquale Enea per Chirino, tiro a ribattuta di Giuseppe Tagliapietra, ancora Chirino, mantiene la palla il Seregno, tocco per Luca Tremolada che da lontanissimo va al tiro, ferma però Dal Santo, riparte l'azione Giovanni Tagliapietra gira dietro la porta, chiuso anche da Pasquale Enea, non riesce a far pervenire la pallina ai propri compagni. Time out chiamato da mister Geroni del Seregno. Allora rivediamo l'esecuzione, vedete, tocco destra-sinistra, alla fine il portiere è riuscito a sbilanciare il portiere quel tanto che basta per spostare poi la pallina sulla sua destra ed infilarlo sul palo destro, quindi esecuzione mirabile da parte del 14. Non è che dobbiamo scoprire il giocatore proprio questa sera, sta di fatto che alla prima vera occasione il Breganze l'ha sfruttata e si è portato in vantaggio. Conduce infatti 1-0, ultimi 3:13. Del primo tempo. Dobbiamo dire che il Seregno ha messo su una difesa precisa, continua, asfissiante, senza dare spazio, e fino a questo momento, almeno nel gioco di movimento, non è capitolato. Muove Giovanni Tagliapietra per Agostini, vedete chiusissimi i giocatori del Seregno. Tiro di Cristian Costanaro, tocco di Giovanni Tagliapietra che indirizza alla volta di Reggio che riesce a parare. Adesso Pasquale Enea che scende sulla destra, tocco per Chirino. Tremolada. Non aggancia pallina Chirino, ma è il Breganze troppo affrettato il passaggio di Giovanni Tagliapietra per Pietro Agostini. Ancora con Pasquale Enea, questa volta gli ruba palla Giovanni Tagliapietra. Tocco, inserimento micidiale di Dal Santo che riesce a sventare solo l'intervento di Reggio. Era entrato perfettamente. Palla adesso di Chirino, va al tiro, para Giuseppe Tagliapietra, Cristian Costanaro riesce a agguantare pallina da solo, va al tiro, para Reggio del Seregno. Rilancia l'azione Luca Tremolada per Chirino. Ancora Enea adesso a costruire l'azione proprio dalle retrovie. Scende Marco Tremolada da Chirino, tiro, para con la stecca Giuseppe Tagliapietra, ultimo minuto. Fallo del Breganze, palla in attacco per i biancoverdi. Chirino sulla pallina, tocca per Pasquale Enea, dà a Marco Tremolada. Pasquale Enea per Chirino, ma come un mastino Giovanni Tagliapietra gli sta addosso, non consentendo il minimo spazio. Tocco di Pasquale Enea da dietro senza guardare, incredibile. Ha sentito arrivare la pallina, non possiamo altro che capire in questo modo. Passaggio alto di Tremolada, tocca, no, ma mi è sembrato il tocco di Giovanni Tagliapietra, quasi quasi. Non abbiamo visto a chi è stato assegnato il gol. 1:12 al termine. Sta di fatto che il Seregno in maniera rocambolesca è riuscito ad agguantare il pareggio con una deviazione stupefacente da parte, non abbiamo capito se di Giovanni Tagliapietra o di Enea Pasquale.
Adesso fallo, fallo. Si lamenta Dal Santo con Luca Tremolada. Ci si mette l'arbitro in mezzo. Ultimi 50 secondi, 51 e 40 per l'esattezza, passaggio di Dal Santo per Agostini, vediamo se l'occasione frutta qualcosa per la squadra di casa. Non ci sta a subire questa rete, come abbiamo detto, rocambolesca da parte del Seregno. Dal Santo, tocco per Giovanni Tagliapietra, chiuso all'angolo, riesce a servire Cristian, non ce la fa a superare il Seregno. Chirino che ci mette anche il corpo, poi Giovanni Tagliapietra, tocco per Agostini, tiro, para, Reggio, riparte il Seregno, deve prendere fiato, agguanta il polso di Giovanni Tagliapietra. Quando gliel'hanno fatto notare, Luca Lossi effettivamente ha fischiato. 13 secondi finali, 13 secondi, tocco di Costenaro per Dal Santo, Costenaro, tiro, para, va a finirla addosso a Reggio, si conclude, riesce a colpire e a tirare però dopo il fischio della sirena. Quindi conclusione del primo tempo in perfetta parità, rete di Posito a 4,52 dal termine, poi a 1,12 segna il Seregno. Non abbiamo visto a chi è stato accreditato il gol. Sta di fatto che su questo risultato vi diamo appuntamento alla ripresa fra 10 minuti circa.
Eccoci di nuovo risintonizzati qui dal Pala Ferrarin di Breganze per il secondo tempo della partita fra Veneta Lab Hockey Breganze e Hockey Seregno 2012. Risultato del primo tempo: perfetta parità 1-1, reti di Posito e del Breganze, tremolada per l'Hockey Seregno. Adesso assisteremo al secondo tempo, già gli atleti in campo. Passiamo al quintetto di partenza del Seregno. Vediamo in porta sempre Reggio, poi Chirino, Luca Tremolada, no, Marco Tremolada, Fiazza che va al tiro adesso, ed col numero 2 Enea Pasquale. Questo è il quintetto del tiro adesso di Volpe, incredibile, para Reggio. Come abbiamo detto, Marco Tremolada, tentativo di colpire il portiere e con la deviazione insaccare non va a buon fine. Partita iniziata con il massimo regime di giri per le due formazioni. Attenzione, 2 contro 1, Chirino, Fiazza va al tiro, chiude perfettamente Giuseppe Tagliapietra in porta per il Breganze. Poi abbiamo Tommaso Volpe, Stefano Del Santo, Giovanni Tagliapietra e Facundo Posito. Tiro di Enea Pasquale, para e ribatte Giuseppe Tagliapietra. Siamo già ai fuochi d'artificio appena partiti nella ripresa di questa splendida partita che stanno dando vita alle due formazioni Veneta Lab e Hockey Seregno. Questa gara 10 di campionato nazionale A2 girone A. Veramente non si risparmiano i giocatori. Stecca alta adesso per Marco Tremolada, pallina al Breganze. Volpe tenta di servire Giovanni Tagliapietra per quasi un non nulla, stava per riuscirci, e allora ancora Posito che va al tiro, lambisce la traversa, se non vado errato, un tiro proprio di pochissimo sopra la traversa di Reggio. Chiude Giovanni Tagliapietra su Chirino, rilancia Posito, chiude Enea Pasquale all'ultimo, rilancia per il Seregno a Marco Tremolada che alza la pallina, poi c'è Chirino alza, tocca per Marco Tremolada, non riesce a indirizzare verso la porta di Giuseppe Tagliapietra che era stata sguarnita per l'uscita del portiere. Si lamenta Chirino per un qualcosa, ma vediamo che si è alzato sorridente, quindi nulla di grave. Un batti e ribatti continuo fra le due formazioni, sicuramente più pericolosa per il momento il Seregno. Dovrà porre la massima attenzione il rossoneri. Adesso Giovanni Tagliapietra stava tirando, Chirino lo aggancia all'ultimo momento ed è rigore. Non ha alcun dubbio, non ci sono dubbi per Luca Lossi, direttore di gara. Rigore. Entra Cristian Costenaro per eseguire il tiro dal dischetto. Giovanni Tagliapietra involato verso Reggio, portiere del Seregno, non riesce a tirare per l'aggancio di Chirino. Quindi nessun dubbio per Luca Lossi, decreta il rigore. Se ne incarica Cristian Costenaro. Tiro, para Reggio, pallina che rimane lì, alza e chiude ancora Reggio, nulla di fatto, non sfrutta l'occasione, già in avanti il Seregno con Chirino, tiro di Marco Tremolada, ma aggancio alla vita, stende Marco Tremolada, rischia tantissimo, dà solo un fallo di squadra. Blocca a tipo rugby, blocca il Tommaso Volpe, lanciato a rete.
lo stende al suolo, ma il signor Lossi dice che è solo un fallo di squadra, è pertanto sua la decisione, quindi ci adeguiamo. Già fulmini e saette in questo inizio di secondo tempo, sono trascorsi appena 2 minuti e 40. Adesso Posito non riesce a tirare, Chirino sta un pochino esagerando il Seregno nella difesa, non concedendo spazi, ma sono falli a ripetizione che non avevamo visto nel primo tempo, forse la stanchezza, non lo sappiamo. Sta di fatto che c'è un certo Lossi in campo per dirimere queste. Adesso ci mette la stecca Giuseppe Tagliapietra, rischiando un po' perché era franato al suolo Chirino. Perde palla il Seregno, adesso è Giovanni Tagliapietra in avanti, supera Enea Pasquale, entra in area, il portiere gli disturba il tiro, ancora Giovanni Tagliapietra per Facundo Posito, tentava di alzare la pallina, tirare dietro, ancora Posito che indirizza in maniera erronea, sbaglia proprio gravemente a tu per tu con il portiere del Seregno. Subito ripartenza del Seregno. Enea Pasquale per Chirino, adesso c'è Marco Tremolada, Fiazza e il Seregno muove l'azione corale per cercare di trovare quello spazio giusto e inserirsi e riservarsi la possibilità di andare a conclusione. Sbaglia però, recupera palla Volpe, ancora fallo di Marco Tremolada. Questa volta ha un pochino esagerato, almeno secondo il giudizio dell'arbitro ha esagerato. Siamo al quarto minuto e 22 secondi del secondo tempo. Blu combinato a Marco Tremolada, fallo e quindi tiro diretto, se ne incaricherà Facundo Posito. All'esecuzione, dopo il fischio del signor Lossi, vediamo se andrà al tiro immediato o se muove pallina. Fischio, finta, muove palla ancora una volta, questa volta chiude in maniera perfetta Reggio, lo porta sulla sinistra, non riesce Facundo all'ultimo tocco finale e allora siamo a un 4 contro 3. Attenzione, superiorità numerica per il Breganze. La pallina passa sotto il gambale di Reggio, però non riesce ad andare al tiro. Adesso Tagliapietra che tenta, stanno giocando i due portieri. Allora il Breganze è schierato adesso a quadrato per cercare di sfruttare l'uomo in più. Dal Santo, Facundo, ancora Dal Santo, entra per Facundo, tiro di Facundo impressionante, non va in porta, però esce, agguanta di nuovo la pallina il Breganze. È un assalto, ancora Posito per Giovanni Tagliapietra, ancora Posito per Giovanni Tagliapietra, alza, chiude il portiere del Seregno, recupera palla Chirino. È subito in attacco, sono però in inferiorità numerica, attenzione, è Dal Santo che recupera la pallina e riesce a impostare l'azione, ancora in attacco, va al tiro, botta micidiale
non inquadra la porta, ancora Dal Santo per Facundo non supera il portiere del Seregno sugli scudi. Reggio impressionante, riesce a chiudere tutto quanto quello che è possibile. Adesso Giovanni Tagliapietra tocca per il 14 rossonero che non aggancia, una disdetta, ancora Giovanni Tagliapietra, è un assalto, tiro di Volpe, non para e la pallina rimbalza in avanti, fallo del Breganze. Pasquale Enea che viene su pallina per Posito, tiro ribattuto da Chirino, ancora insiste il Breganze. Impressionante quello che sta mettendo in campo, impressionante il Seregno con una difesa veramente a sangue freddo. Entra il quarto giocatore e quindi parità ristabilita. Time out chiamato da mister Geroni. Non è capitolato il Seregno nemmeno nell'inferiorità numerica. Portiere Reggio veramente eccezionale, si è prodigato, si è profuso in parate incredibili, non dà spazio, una concentrazione altissima, riesce a sostenere il giocatore del Seregno che non dà nessuno spazio al Breganze. È sempre 1-1, quindi quando sono trascorsi già i primi 6 minuti ed oltre del secondo tempo della ripresa, 1-1, partita avvincente, bellissima. Diciamo che le fasi conclusive delle azioni non hanno quella lucidità, troppo il temperamento che mettono, la pressione per cercare di superare il portiere. Palla a 2, ripristinata, abbiamo detto, la parità numerica. Volpe per Posito, Dal Santo, Giovanni Tagliapietra, Volpe adesso. Vediamo come andrà a rifinire l'azione il Breganze, tanto movimento, tiro di Volpe, Pasquale Enea riesce a deviare, riparte il Seregno. Tessarolo riesce a mantenere la pallina nonostante Giovanni Tagliapietra l'avesse recuperata per ben 2 volte. Tessarolo va al tiro, deviazione la difesa del Breganze, ancora pallina al Seregno. Pasquale Enea scende sulla sinistra, gira dietro porta, anzi si ferma, velocità a minimo, ripartenza del Breganze. Dal Santo scarica dietro per Posito, Volpe adesso, vediamo se terrà sulla velocità, tiro di Volpe, risponde Reggio, rilancia Luca Tremolada che dà a Pasquale Enea, tocco al centro, impossibile centrare la deviazione. Adesso Giovanni Tagliapietra, tiro, ancora Reggio che ribatte. È incredibile, non riesce a trovare lo spazio giusto per inserire la pallina in porta. Azioni ce ne sono state, adesso un doppio cambio per il Breganze, escono Giovanni Tagliapietra e Tommaso Volpe, entra Pietro Agostini e Cristian Costenaro. Stanno rifiatando a bocca aperta i giocatori del Seregno, segno che la stanchezza comincia a farsi sentire. Di questo vuole approfittarne il Breganze. Sicuramente mister Tiella ha visto la situazione e ha valutato di fare un doppio cambio per tenere su il ritmo gara. Vediamo pallina in attacco del Breganze, Posito, Dal Santo,
Agostini, Costenaro, Posito non riesce a servire Dal Santo, deve dare all'indietro, ripiegare un attimo, tiro fuori misura, la difesa micidiale del Seregno, niente da dire, il signor Giaroni ha impostato, tempo scaduto. Tocco del Breganze, riparte con Dal Santo che non riesce a servire Agostini, intercetta Tessarolo, adesso Luca Tremolada prende spazio, tocco per Tessarolo, si chiudono le maglie della difesa del Breganze non consentendo il tiro, che va subito a tiro Agostini, alto però, tiro alto, palla al Seregno in ripartenza affidata a Pasquale Enea per Luca Tremolada. Vediamo il capitano, cerca di superare Dal Santo, non Pietro Agostini, un 2 contro 2, Posito incespica sulla pallina, nulla da fare, la recupera Dal Santo, la serve al 14 rossonero, tocco per Pietro Agostini non ben messo, quindi Luca Tremolada va al tiro, chiude Giuseppe Tagliapietra, pericolo per il Breganze, ancora Posito per Cristian Costenaro, non ci pensa due volte, va a conclusione, para, attenzione, 2 contro 1, Tessarolo, Fiazza Tessarolo, va al tiro, chiude egregiamente Giuseppe Tagliapietra. Allora riparte il Breganze, tocco di Pietro Agostini per Posito che non era ben messo, non riesce ad assestare il tiro, fallo di squadra di Pasquale Enea per il Seregno, siamo 6-5, conteggio dei falli. 14:40 al termine dell'incontro, risultato 1-1 fra Venet Lab Breganze e Hockey Seregno 2012. A vincente la partita senza dubbio. Ancora Costenaro, una traversa, aveva fermato la pallina diretta sotto l'asta, tocca invece la traversa e viene respinta fuori, e l'occasione del secondo tempo perfetta fra Dal Santo e Costenaro per un non nulla, non sono riusciti a superare Reggio. Adesso cade Agostini, si lancia Tremolada che non riesce a tirare, rigore per il Seregno, attenzione, colpo di scena, Luca Tremolada stava andando al tiro, sta di fatto che è esattamente a 14 minuti alla fine della partita, esattamente il 9° minuto della ripresa, tiro di rigore per il Seregno, se ne occupa Enea Pasquale. Vediamo l'esecuzione, tiro, asta, traversa, anche questa volta ne hanno colpite 3 il Breganze, non c'è parità ancora, sta di fatto che non è riuscito a segnare neanche Pasquale Enea, quindi Costenaro per Battaglin all'indietro per Dal Santo, Pietro Agostini, tiro para il portiere Reggio, ancora Agostini che insiste, tiro di Dal Santo, risponde Reggio, attenzione, ancora Luca Tremolada, ribatte la difesa del Breganze, riparte con Cristian Costenaro per Dal Santo, è tutto un'azione a ripetizione sia da una parte che dall'altra.
riesce a recuperare la pallina Cristian Costenaro, a trattenerla sulla propria stecca, a servire Agostini che va a conclusione perfetta di Agostini. 12,50 al termine della partita, riesce a trovare il pertugio Pietro Agostini da metà pista. Rivediamo l'azione, vedete, si porta un attimo in avanti, va a tirare, pallina che passa in mezzo agli avversari e si ferma sulla rete dentro alla porta, difesa da Reggio. 2-1 per la squadra di casa che finalmente riesce a rifiatare. Sembrava quasi insuperabile il portiere, questa volta cade su un tiro dalla lunga distanza. Il Seregno in avanti, tocco verso Luca Tremolada, esce Giuseppe Tagliapietra, esce adesso battaglia fra Agostini, Enea Pasquale, Cristian Costenaro se ne esce con il fisico a impostare l'azione, supera, va al tiro, para Reggio, più di riflesso che di altro. Ancora il Breganze in avanti, vuole dare il doppio colpo, mettere in ginocchio il Seregno, un Seregno maidomo, soprattutto pronto ad una difesa asfissiante. Battaglini, Pietro Agostini, tiro, tuffo di Reggio Leonardo per sventare la conclusione micidiale e hanno trovato l'assetto giusto, il tiro subitaneo, la posizione strana per superare il portiere del Seregno, che fino a questo momento è riuscito in un'impresa dietro l'altra. Ancora para su la conclusione di Costenaro. Adesso ci pensa Luca Lossi, dando il blu sia a Costenaro che a Enea Pasquale. 2 minuti sulla panchina a rifiatare, a ragionare, a schiarirsi le idee. Se ne stanno ancora dicendo, però può ripartire il gioco. Tanto è entrato Chirino per il Seregno e Volpe per il Breganze. Fiazza, tocca per Tessarolo. Chirino imposta l'azione per il Seregno. C'è ancora parecchio tempo, siamo all'ultimo quarto di gara senza dubbio, però c'è più di 10 minuti di tempo per trovare l'occasione giusta. Adesso tiro di Tessarolo, para Giuseppe Tagliapietra, insiste il Seregno, recupera palla Volpe, tocca per Pietro Agostini con il pattino, riesce in un'impresa disperata Leonardo Reggio, incredibile. Alza il pattino a mo' di Spagna o Portogallo, riesce a sventare la conclusione diretta sul 7 della sua porta. Eccezionale veramente questa sera il portiere del Seregno. Muove palla adesso Chirino, non si trova con i compagni e effettivamente la stanchezza prende il sopravvento. Tiro di Tessarolo, si ferma fuori dall'area, riparte Stefano Dal Santo che dà all'indietro per Tommaso Battaglin. Tiro smorzato, riprende pallina, ancora gli rimbalza davanti, non trova il momento giusto, girata e parata di Reggio, la pallina gli resta sotto il corpo. È quasi insuperabile il portiere, veramente bisogna trovare quel lampo di genio
che lui non può interpretare per andare a rete. Sotto i 10 minuti di gioco riparte il Seregno con Fiazza, il numero 3 biancoverde va al tiro, conclusione sventata da Dal Santo, pallina all'angolo, esce addirittura. Chirino muove per Fiazza, Fiazza ritorna all'indietro, poi tocca per Chirino che schiaccia a terra, però l'azione non regolare, fischia l'arbitro. Aveva fatto un tiro, una girata incredibile. Tocco di Volpe per Dal Santo serve Agostini. Agostini chiede spazio sulla sinistra, si gira per Dal Santo, troppo avanti, circa 20 cm troppo avanti dalla stecca del giocatore. Fallo di squadra di Fiazza per il Seregno che va a 7, spinta per contro Dal Santo, allora che serve Volpe, va al tiro, chiude Fiazza. Riconquista palla Tessarolo per il Seregno, Tessarolo chiude l'azione tagliapietra, stava servendo Fiazza, lancia per Volpe, Volpe che tocca per Tommaso Battaglin, chiude Luca Tremolada, ripartenza del Seregno, Fiazza che si incarica di tirare, para Giuseppe Tagliapietra, di nuovo rilancia l'azione per il Braganza, Stefano Dal Santo, tocco di Volpe, ritorna a Dal Santo che tentava di servire Agostini proprio all'ingresso dell'area, la pallina chiusa da Tessarolo e quindi non consente il passaggio. Sfuma anche l'ennesima occasione. Chirino adesso chiuso da Agostini che però non riesce proprio solo a distrarre per un attimo la pallina. Luca Tremolada va al tiro, para Giuseppe Tagliapietra. Sugli scudi abbiamo già detto, adesso Tommaso Battaglin che viene in avanti, serve Volpe, che se ne va sulla destra, tocco per Pietro Agostini, c'è la stecca di Reggio, tiro di Chirino a fil di palo, rete del numero 44 bianco-verde, segna tiro micidiale a fil di palo, raccoglie la palla, si avanza un attimo nella metapista del Breganze e va al tiro, fil di palo, non può far nulla Tagliapietra, tanta era la velocità dell'esecuzione. A 7 minuti e 50 pareggio di Chirino, dobbiamo dire che veramente il Seregno, sia con una difesa spasmodica sia con la bravura dei propri giocatori, che quando hanno un minimo spazio riescono a esaltarsi e a andare a segno. Sta di fatto che raggiungono nuovamente il pareggio quando mancano 7 minuti e 50 secondi al termine dell'incontro. Time out chiamato da Mister Tiella. Palla al centro, muove Tommaso Battaglin. Veramente dura questa partita per la squadra di casa, che ha messo talmente tante energie e si ritrova nuovamente in pareggio. Non demordono mai i giocatori del Seregno. Fiazza adesso che lancia Tessarolo
tocco per Piazza, chiude Dal Santo, rilancia per Agostini che tocca per Volpe, ancora Agostini, entra in mezzo a due giocatori, gli blocca lo spazio Piazza e Chirino in maniera irregolare, decreta il signor Lossi che dà il blu a Piazza, il numero 3 del Seregno. Per proteste si prende il blu il 3 del Seregno, quindi mi sembra che sia rigore, non vorrei aver mal interpretato. Si ferma sul dischetto del tiro diretto. No, infatti non è rigore, è tiro diretto, è stato chiuso fuori dall'area, però in maniera irregolare dai due giocatori che non gli hanno dato spazio. Allora ancora Posito contro Reggio, tiro, pallina fermata, Reggio para anche questa conclusione, tentava di sorprenderlo Posito, non c'è riuscito, con la stecca ha fermato l'azione. Adesso però ancora inferiorità numerica per altri 2 minuti, eravamo a 7:22, però c'è Chirino da solo, tu per tu con Volpe, entra in area, tiro, palo, incredibile, palo interno, allora Posito non riesce a superare Reggio, la partita si è rotta sotto tutti gli aspetti, addirittura in 3 contro 4 che vanno all'attacco. Agguanta la pallina Posito, dà a Volpe che chiama il quadrato, avevamo detto 7:22, quindi fino a 5:22 a tutto il tempo. Il passaggio di Agostini non va a buon fine con Dal Santo. Posito, Agostini, ancora Posito, Agostini, Posito, si scambiano la pallina i due, adesso va Volpe, Posito, Agostini tira, para con il collo Reggio, incredibile, non si riesce a superare. Adesso tentativo di Enea Pasquale di servire Tessarolo, rilancia l'azione, tiro di Dal Santo molto fuori, anzi alto, quindi pallina affidata ai biancoverdi. Ancora circa 40 secondi per l'inferiorità numerica del Seregno, però pallina al Seregno se non vado errato, quindi deve attaccare immediatamente il Breganze per recuperarla, infatti la spara su Chirino. Si riposiziona il Breganze, Dal Santo, Volpe, dà spazio a Agostini, non raccoglie ancora, Agostini, passaggio a Dal Santo, chiude Tessarolo, recupera palla Dal Santo, recupera palla per Agostini, tocco per Posito, c'è un difensore del Seregno e parità numerica, nulla da fare. 5 minuti e 21 al termine della partita, siamo sul perfetta parità. Dal Santo recupera palla, si scaglia in avanti, tocco per Agostini, Posito non riesce, per l'intervento del difensore non riesce a ribattere a rete. Fallo adesso di Agostini, troppo irregolare l'azione difensiva su Chirino che stava andando involandosi. Attenzione, 8-7 i falli di squadra, e con la partita accesa com'è devono stare attenti i giocatori. Pasquale ne ha per Tessarolo, il primo ad avventarsi all'angolo è Tommaso Volpe per Posito
cerca di trovare spazio, non glielo danno quelli del Seregno, non lo danno a nessuno lo spazio, quindi bisogna cercarlo, trovarlo. Tiro di Posito, raso terra, non va a nessuno dei propri compagni, nessuno era pronto sul passaggio filtrante. Adesso Agostini tira, Reggio era già in parata, Chirino in avanti, attenzione, va al tiro, è Tessarolo che chiude lo spazio davanti alla porta di Giuseppe Tagliapietra. Ancora Chirino, si tuffa Tagliapietra, riparte il Breganze con Dal Santo, Volpe chiuso da Tessarolo, aveva superato il primo giocatore, non il secondo, ma caparbiamente Dal Santo ripiglia palla, Volpe, tiro, para Reggio sulla ribattuta di Agostini, la pallina non arriva al portiere. Adesso è il Breganze con Dal Santo, conclusione smorzata, arriva davanti a Reggio, sta insistendo, sta percuotendo la difesa il Breganze a tutta forza. È un assalto alla baionetta, non ci sta la squadra di casa a questo pareggio per tutto quello che ha messo in pista fino a questo momento. E allora sbaglia adesso Dal Santo, non raccoglie Posito, possibilità del Seregno di alleggerire, butta dietro porta, chiama time out mister Tiella, chiama time out. Vediamo i cambi, entra Marco Tremolada, esce Tessarolo per il Seregno, Agostini, Costenaro, Dal Santo e Posito per il Breganze, i due quartetti esterni di questi ultimi 3 minuti e poco più. Avete visto la rete di Chirino, micidiale, un'esecuzione perfetta, gli dai quel minimo di spazio, il giocatore se lo prende, va a infilare una pallina micidiale. Allora, ultimi 3 minuti di gioco di questa gara fra Veneta Lab Breganze e Hockey Seregno 2012. Palla a 2, contesa, Posito la recupera, non se ne avvale immediatamente il Breganze, ma ha la possibilità di della azione in attacco. Dal Santo che viene in avanti, scarica all'indietro per Posito, va al tiro, deviazione, arriva addosso al portiere del Seregno che chiude. Ancora partenza a 2, Dal Santo, Posito, ancora Dal Santo, va al tiro, alto questa volta. Due minuti e 40 secondi. Seregno in attacco, è Luca Tremolada il capitano, dà al fratello Marco, chiuso, riesce a fare arrivare la pallina al capitano, poi Chirino per Marco Tremolada, attaccato addirittura da 3 del Breganze, riesce a servire all'indietro Cristian Costenaro, a tu per tu, tocco per Posito che il portiere sbilanciato riesce a trovare lo spazio giusto. È Posito che segna 2-0-7 dalla fine della partita, porta ancora in vantaggio l'Hockey Breganze. Incredibile l'azione, Cristian Costenaro all'indietro e lascia spazio a Posito che trova il buco, il portiere sbilanciato sulla destra lascia lo spazio libero. Posito davanti a questa situazione veramente
azzanna la Zanna e va a concludere, porta in vantaggio il Breganze. Adesso fallo di squadra, attenzione, di Posito che va a travolgere, tocca il pattino di Chirino in maniera chiaramente involontaria. Sta di fatto che il signor Lossi dà il fallo al Breganze, siamo a conteggio di 9. Deve stare attento il Breganze perché il Seregno è una squadra molto furba, deve cercare di ancora Chirino recupera palla a Pietro Agostini, si invola, chiuso da 4 giocatori del Seregno. Luca Tremolada che viene in avanti a tutta velocità, va a partire il tiro, esce Giuseppe Tagliapietra a chiudere lo spazio. Ancora parecchio tempo per le occasioni. Dal Santo tocca per Costenaro, risolve una situazione molto complicata. Ancora serve Posito e questa volta sbaglia l'appoggio su Agostini, deve ritornare, ripiegare immediatamente. Luca Tremolada va al tiro, para Giuseppe Tagliapietra ed è rigore. Tocco di braccio, attenzione, non abbiamo visto, sta di fatto che il signor Lossi dà rigore all'ultimo minuto, rigore, tocco di braccio, tocco di corpo, senz'altro la parte alta del corpo era lì ad 1 metro, ha decretato il rigore per il Seregno. Rigore per il Seregno, ultimo minuto. Ancora Pasquale Enea all'esecuzione. Tiro, parata di Giuseppe Tagliapietra a mettere la parola fine. E ancora però non è finita, c'è Chirino che viene in avanti, Luca Tremolada va al tiro di pochissimo sopra la traversa, pochissimo, un nulla. Nella conclusione tocca il volto di Facundo, infatti, che devia, palla in attacco al Seregno. Questi ultimi 50 secondi saranno di fuoco. Chirino va al tiro, smorzato dal Santo, ancora insiste Chirino, conclusione altissima, forse deviata, no, non deviata, però palla al Breganze in ripartenza. ...37 secondi al termine dell'incontro al Fulmicottone. Questo secondo tempo veramente hanno dato tutto in campo i giocatori. Partenza del Breganze, ci sono 2 giocatori, adesso è uomo per tutto il campo, uomo tutto il campo, muove palla Cristian Costenaro, vediamo, non fischia ancora il signor Lossi. Tocco per Del Santo scarica su, acquisisce la palla Marco Tremolada, esce il portiere, uomo in più, se ne accaparra per un attimo il Breganze, tiro di Pietro Agostini, ruba palla a Chirino e da centropista dirige direttamente in porta, assestando il colpo del KO. Ottima la difesa della squadra del Breganze, vedete Facundo, poi Agostini proprio da centropista, appena uscito il portiere, con la porta sguarnita non può far altro che tirare, inserire, insaccare la pallina per la quarta rete di Agostini. Ma come abbiamo detto agli ultimi 26 secondi, come abbiamo detto, questa partita non è ancora finita, doppio vantaggio adesso per il Breganze, muove palla dal centro il Seregno,
ma finirà solo al fischio della sirena. Quindi stiamo tutti ben pronti a controllare cosa si inventerà il Seregno. Time out, time out, time out chiamato da Mister Tiella, quindi non è partenza, c'è ancora un time out da rispettare. Allora ancora 26 secondi, come abbiamo detto, 26 secondi finali. Passaggio all'indietro per Enea, Enea si libera, va a concludere, para Tagliapietra, la pallina gli rimane lì, contesa a 2. Era uscita di quasi 3 metri Giuseppe Tagliapietra per bloccare l'azione. Adesso Marco Tremolada tenta con Pasquale Enea si libera di Posito, va al tiro, ribatte Cristian Costenaro, sparacchia su Facundo per Luca Tremolada che serve Enea, la pallina gli sfugge in avanti, però gli dà la palla il signor Lossi. Ancora Pasquale Enea e ancora Dal Santo ci mette un colpo di tacco per bloccare l'azione, l'ultima azione dell'Hockey Seregno, che sfuma, e invece non sfuma il risultato per la capolista, che riesce a piegare solo alle ultime battute finali, le ultime 2 reti, ricordiamo, a 2 minuti Posito e a 0,26 secondi Agostini riesce a piegare col doppio vantaggio la enorme partita fatta dall'Hockey Seregno, che ci ha messo una difesa eccezionale, un contributo enorme a questo sport, veramente tutte le energie in campo. Adesso i giocatori in pista per i saluti finali. Noi non possiamo che darvi appuntamento al prossimo incontro qui al Pala Ferrarin. Speriamo che sia avvincente come questo che hanno interpretato tutti gli atleti in campo, che salutiamo, ringraziamo. Non posso fare altro che mandare i vostri saluti, una buona serata, un buon inizio di settimana a tutti voi gentili ascoltatori, e a risentirci qui su questa rete, su questo palazzetto. Grazie a tutti voi, buonasera.